i veterani, le colonne portanti, lo zoccolo duro del girone calcio. Grazie Magge. Le persone che da più tempo fanno parte di questa squadra. Tutto bene, tutto bene. Andiamo a elencare subito con il nome del primo giocatore, il boss. Senti questo, ha scritto Carmelo, ha scritto il boss del girone. Grosso, il palestrato, uno che in difesa si fa sentire. Purtroppo l'anno scorso l'abbiamo avuto poco a mezzo servizio perché un grave infortunio l'ha penalizzato e tenuto fuori. Quest'anno contiamo su di te, nonostante giocherai solo perché sei un raccomandato. Francesco Fosso Fossati. Un buono così ne sa fatto perché lei figliolo dell'allenatore È raccomandato. Francesco, io mi ricordo per così a vederti così allora Francesco una domanda esula dal calcio, vorrei sapere ma come si fa a sopportare uno intubato? Una problema, lo so, ma non fa finta di non sentire, comunque dici questo si rapporta in campo con il tubato come lei. Rapporto in campo ma quindi vedo che non ero il solo quando giocavo a Nordani Maletto. Bene Francesco, un grande applauso in grande anche il prossimo giocatore fa parte del gruppo storico, reduce anche lui purtroppo da un bruttissimo infortunio alla prima giornata di 2 anni fa, ancora non si è ripreso, ma quando lo farà tornerà sicuramente a combattere insieme a tutti voi. Anche lui ha un grosso handicap, non solo l'infortunio grave che ha colpito, ma avere sempre come babbo Mauro Fossati. Signore e signori, Jacopo Brizio. Ecco anche Jacopo, l'uomo d'acciaio. anche per lui vale la stessa cosa, l'ho visto così che tragedia dice, allora io ti dico benvenuto, come stai? Bene, ti sei rimesso per bene? Un po' quasi di allenare, ma gioco. L'importante è che tu possa tornare insieme a tutti i tuoi compagni, te l'auguro tutti il cuore. E un applauso diciamo doppio a Tagliato per la sua purtroppo sfortunata carriera, tra virgolette, ma che torni presto insieme a tutti voi. Un grande applauso a lo chiamano, correggimi se sbaglio Simone, il Panche, la diga, la tigre, ultimamente però il più gettonato è Der Panzer, la sua arma segreta in campo è il frontalone e quando lo scuola gli avversari sono costretti a mettersi a casa a gesticolare cose di sfortuna. Ma per noi non è stato e sempre sarà il mitico Tepino Giannone. Ciao ragazzi, vedo per questa a picchiare per questa maglia nel senso la C
Chi mi conosce sa cosa mi riferisco. Quindi che saresti il classico pezzo di merda. Il campo sempre. No, bisogna andare a giocare, sì, e piccare lavorarmente. Come? Sono bambini in giro, allora sì, bisogna proprio portarsi per bene. Dite, anche lui ha un cuore, quando se no si salva. Comunque un grande applauso a Gianluca. Fai il salto, ci va per la seggiola! Attenzione! Oddio! Se deve fortunato! No, io penso alla seggiola! Allora adesso presento un personaggio abbastanza particolare. Le sue ultime parole sono state: scusi mister, ma lei per la preparazione atletica fa riferimento ad una tabella di lavoro in particolare? Risposta del mister: Prosciutto e funghi! inoltre ha dichiarato: il mio obiettivo è quello di giocarmi il posto di portiere con gli altri. In pratica non si è mai visto la preparazione. Al campo lo vedete sempre con un birrino del piumato, doppio, strato e cicchino, ma il meglio di sé lo dà sulla fascia, dietro la linea del campo, con la bandierina in mano. Ecco a voi il poco affidabile segretario e portiere dell'Inter di Scandicci, nonché babarighe ad interim Daniele Fresconi. Un passo di giù allora spiegami Daniele, vieni qua, ciao. Buon pomeriggio. Ti vesti per chi vuoi. Mister, è vero, la preparazione. Il guardiano del campo di Pannaripoli pensava all'allenatore fossi io. Tutte le volte mi chiedeva: ma come va questi ragazzi, non ci vedo bene allenare, mi potessi allenare la seconda squadra? Dico: guarda, io ho un grande maestro alle spalle, era lui prima di andare a allenare un'altra squadra. Questa so se è una leccata di o questo è il corpo di fuoco. Fuori sei! Ah, vabbè. Ascolta Daniele, perché mi dicono che tu sei stato in Badarighe? Perché in realtà sono i Badarighe, Ah, tu sei quello di Badarighe? sono i Badarighe. Vengo fuori da un gravissimo infortunio, mi ha tolto dai pali. Si è girato una pallina! Ma pure se Dio vuole, quando trovo da parte. Cattivi. Quest'anno non ci ritrovo una caratura, però ci provo a cercare di venire posto a Spider-Man. Io te l'auguro da tutto il cuore. E un grande applauso a Daniele Fresconi. Allora signori, più importante delle fondamenta di un grattacielo. Immaginate ragazzi al Palio Vestero da fare il poeta. Più essenziale del calcio sui mascheroni. S'avventura quest'anno averlo a mezzo servizio, ma grazie per essere lo stesso insieme a tutti voi. Maratoneta del lavoro e della fascia destra, dirigente e vice capitano ad honorem Alessandro Passalacqua. Anche Alessandro è un dei ragazzi che ho visto crescere, adesso non sono cresciuti tutti perché io, però sono molto amico di Subabbo, anche se di calcio non ci capisce nulla, è di famiglia. Spero che te tu sia più intelligente di Tubacco, e di Tubacco non è vero, li voglio molto bene di Tubacco, te lo sai. Ti voglio dire Alessandro una cosa, vice capitano, ma te sei un dirigente o un giocatore? Tutto! Io l'anno scorso avevo detto che penso di ho giunto 39 anni, però Mauro ha voluto obbligatoriamente che continuassi Assassino! e quindi
cerca sponsor e di prendere l'azienda. Vorrei fare un applauso anche se non c'entra nulla di Babbo, fortunato passa avanti. Scarpini, si chiamava Scarpini. Come mai? Come mai? Perché allora a Roma i scarpinatori si chiamavano gli Scarpini. C'aveva sempre gli scarpini. Lui c'aveva gli Scarpini, veniva a giocare, sempre fermo, Chi glieli dava? se voleva allenare. Chi glieli dava gli scarpini? La Cina. No, la Cina non c'entra nulla. Io l'ho scritto. Chi glieli dava? Allora, ogni palla alta in area avversaria è sua. Certo. Ogni punizione dal limite dell'area la batte lui. Sì, dai, ti piacerebbe, È peggio di House. Ogni pallone arpionato dalle sue lunghe leve si trasforma in gol. Sì, come no. La squadra non sa prescindere dal suo capitano e bomber Francesco Cenco. Vieni quartiere. Certo, gioca a casa. Che te ne frega? Massaggiatore. Piero Buchi, no. Chi tu dici? Massaggiatore dice che è fatto. Non vale, allora va avanti. Passa un'altra domanda, dai. Vabbè. Allora scuola, avete seguito, vieni vicino il colore. Attaccate, già c'era scritto anche dai Vangeli. Quanti gol ha fatto l'anno scorso? Diglielo, fate da fatti. Perché nulla va fatto. Bravo Bomber, grande Bomber. È bugiato, ma lo sa benissimo. Comunque sono tanti, complimenti. Un applauso ai Bomber da vedere. Una grande squadra dietro. Sì. Grande Bomber. Questo è vero. È una cosa generosa, aveva detto. Bravo. Un applauso anche a Francesco. Grande Cecco! Scusa, in questa occasione dobbiamo presentare la nuova fascia dal capitano disegnata e realizzata proprio in mano dentro bene mano